In primo luogo un caro saluto a tutti da Roma. Ringrazio l'Associazione dei Maestri Cattolici della Slovenia che si riunisce all'inizio del nuovo anno scolastico per una settimana di aggiornamento e di studio che mostrano, attraverso un approccio interdisciplinare, le fruttuose relazioni dell'educazione cattolica nel contesto nazionale e internazionale. Ad un'attenta analisi emerge come negli ultimi anni si sia parlato a lungo di emergenza educativa. Essa ha origine principalmente nella rottura del patto educativo, che rispecchia tra l'altro una crisi dei rapporti della comunicazione fra le generazioni, ma anche in una frammentazione sociale resa ancora più evidente dal primato della indifferenza. A tutto ciò si aggiunge la sfida di una pluralità di visioni e orientamenti etici che voi ben conoscete, alla quale si risponde attraverso il dialogo paziente e l'ascolto costruttivo. L'educazione cattolica, insieme all'apprendimento e allo studio, pone al centro il servizio al bene comune e allo sviluppo integrale attraverso azioni condivise e trasformatrici nella convergenza di mente, di cuore e mani, come dice il Papa. Le attuali metodologie pedagogiche e didattiche, sia formali che informali, ci spingono a uscire da noi stessi e andare verso l'altro. In questo modo l'educando è a sua volta invitato a crescere, a maturare, attraverso un'esperienza di avvicinamento, empatia e di azione positiva. Si tratta, in altre parole, di creare le condizioni per un cambio di paradigma affinché l'educazione, attraverso un percorso creativo ed inclusivo, sia finalizzata a creare un'autentica comunità. L'azione condivisa e discreta permette di formare interlocutori credibili non solo per la qualità delle proposte, ma anche per una ricerca di senso che vada davvero oltre la contingenza temporale e materiale. Alla base di questo vi è la cultura dell'incontro che apre le porte ad un umanesimo cristiano. Affinché possa realizzarsi esso, sono fondamentali l'umiltà e la libertà. Se la prima ci rende capaci di comprendere il prossimo nel suo personale cammino verso la verità, la seconda ci offre una serie infinita di possibilità per annunciare il Vangelo all'uomo contemporaneo, apparentemente smarrito, ma profondamente affamato di giustizia e di amore. L'educazione cattolica in tutte le sue declinazioni si permea di carità, apprendosi, come diceva già il Concilio nella dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis, apprendosi alle esigenze determinate dall'attuale progresso, educa i suoi alunni a promuovere efficacemente il bene della città terrena e insieme li prepara al servizio per la diffusione del Regno di Dio, sicché attraverso la pratica di una vita esemplare ed apostolica diventino come il fermento di salvezza della comunità umana. In questa cornice di impegno e di responsabilità si comprende quanto sia importante la libertà di insegnamento, perché superando i limiti del tecnicismo e del nozionismo, la pedagogia cattolica radicata nel Vangelo si caratterizza come un'attività aperta ed inclusiva. A sostegno di quanto appena detto, Papa Francesco, come sapete, ammonisce a chiare lettere nelle encicliche Laudato Si che, cito, l'educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguardo all'essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con la natura. Nel videomessaggio del 15 ottobre dello scorso anno, proiettato presso la Pontificia Università Lateranense, Papa Francesco aveva delineato un progetto molto chiaro ed essenziale
declinando i contenuti e la progettualità del patto educativo globale. Troviamo qui motivo di speranza, perché l'educazione ha il potere di andare oltre ogni fatalismo e arginare la deriva dell'ideologia della prevaricazione e della violenza. Per questo è necessario ribadire nell'educazione il ruolo centrale della famiglia, al fine di ricreare un tessuto di relazioni in favore di un'umanità capace di parlare la lingua della fraternità. In questo modo si pone in evidenza il contesto di cambiamento epocale, reso ancora più grave e di tensione a causa della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia, dove si può notare una metamorfosi, dice il Papa, non solo culturale, ma anche antropologica, che genera nuovi linguaggi e scarta senza discernimento i paradigmi consegnati dalla storia. In questa prospettiva il centro dei processi educativi è la persona, con la sua dignità e libertà, nonché nella sua relazionalità generativa. Con la speranza dunque, concludo, che questo incontro possa costituire una testimonianza viva della missione educativa della Chiesa, nella vostra cara nazione. Auspico che dia i meritati frutti e sia un ulteriore slancio in tutte le vostre particolari iniziative. Vi auguro quindi un sereno e fruttuoso anno scolastico e vi assicuro la mia preghiera e la mia benedizione.